3 bracconieri sono stati individuati e denunciati dalla polizia provinciale. Le operazioni sono state portate a termine ad Avaglio di Lauco, Verzegnis e Bordano. A Lauco una persona è stata sorpresa ad esercitare l'uccellagione, aveva già catturato 24 esemplari, è scattata la denuncia oltre al sequestro del materiale. A Intissans di Verzegnis e a Bordano è scattata la denuncia per 2 persone sorprese a bracconare con una rete giapponese ed una trappola a scatto. Tutti i fermati rischiano una multa fino a 2000 euro. A Tolmezzo un cacciatore è stato bloccato con un fucile semiautomatico caricato in maniera non regolare, e polizia provinciale in azione anche a Rivignano, dove un cittadino di Teore è stato sorpreso a riattivare illegalmente un dispositivo antinutrie. A Savogna 3 cacciatori sono stati invece sorpresi mentre utilizzavano apparecchi radio senza essere autorizzati. A Ruda e Flaibano infine 2 cacciatori sono stati pizzicati in attività senza aver pagato la tassa di concessione governativa.